Bene, eccoci qua anche oggi, ospite in studio Veronica Dalla Pria, rappresentante del CUB Veneto. CUB è l'acronimo di Comitati Unitari di Base, sindacato che si è impegnato in tempi recenti, tra le altre cose, anche nella tutela dei diritti degli agenti di vigilanza privata. La nostra ospite è invece un agente di polizia locale di Vicenza, con però competenza anche appunto su quelli che noi chiamiamo generalmente vigilantes, con un termine devo dire poco garbato anche. Detto ciò, però, partirei invece dallo specifico della nostra ospite. Agente di polizia locale, per tutti noi vigili urbani. Dietro questo cambio di denominazione c'è qualcosa di più sostanzioso che solamente immagine? Beh, in realtà abbiamo cambiato solo nome, siamo agenti di polizia locale, così ufficiali di polizia locale, ma non cambia di fatto niente, rimaniamo quella che era la polizia municipale e come tanti ci conoscono, i vigili urbani. E la nostra attività in realtà nel tempo è cambiata, nel senso che gli impegni nell'ambito della sicurezza sono sempre maggiori e come sindacato siamo impegnati a recriminare invece la mancanza di idoneo aggiornamento professionale, di equipaggiamento diciamo idoneo per poter lavorare e soprattutto un riconoscimento giuridico, assicurativo, previdenziale come le altre forze dell'ordine. Ecco, per tutti noi, insomma, nell'immaginario collettivo il vigile urbano è collegato in particolare alla direzione del traffico ed è anche la persona alla quale ci rivolgiamo, forse impropriamente, quando abbiamo bisogno di un'informazione per trovare una strada o un indirizzo. In realtà oggi voi svolgete un'attività molto più simile a quella dei poliziotti, della polizia. Beh, la particolarità del nostro lavoro è proprio quella di essere nelle strade, di essere vicino ai cittadini. Io per esempio mi occupo di vigilanza di quartiere, questo significa arrivare fino alle periferie delle città e in realtà il ruolo della polizia locale non è più solamente la direzione del traffico, la gestione dell'ordine nelle strade, soprattutto il codice della strada dice di tutelare le fasce deboli, quindi è quella in realtà la vera funzione del codice della strada e della polizia locale, tutelare le fasce deboli. Però appunto il nostro compito non è più solo quello, perché ci troviamo a gestire tantissime attività con la Polizia di Stato, anche singolarmente tramite iniziative dei comandi, e ci troviamo proprio nelle strade cittadine, ormai in tutti i parchi dove esistono situazioni di microcriminalità e i nostri interventi sono sempre maggiori e anche l'esposizione al rischio aumenta. Il problema appunto che spesso si fa notare è proprio questo, cioè che manchiamo di tutele per poter operare, i cittadini richiedono tantissime informazioni, anche le amministrazioni stesse chiedono l'intervento della polizia locale, a volte sbandierato per motivi di propaganda politica, però in realtà quello che andiamo a fare nelle strade è veramente a servizio del cittadino, però senza i dovuti riconoscimenti. Ricordo polemiche non lontane rispetto al portare le armi. Oggi com'è la situazione? I vigili urbani sono armati? I vigili urbani sono armati ma non in tutte le città. L'equipaggiamento è comunque in discussione, non sarebbe propriamente adatto alle attività che dobbiamo effettuare, per esempio parlo di Vicenza, il problema magari può esistere nei parchi dove ormai ci sono ritrovi, dove c'è magari lo spaccio, microcriminalità, dove le persone magari sono armate di armi bianche e la polizia locale interviene con guanti antitaglio e solo l'arma in fondina, però in realtà non è utilizzabile perché deve esserci una proporzionalità certo, con l'offesa e quindi non abbiamo più il manganello, per dire che in realtà per noi era mazzetta di viabilità e ci è stato tolto dalla regione perché è arma impropria. Mentre la pistola sì, invece. La pistola sì, abbiamo anche un'attrezzatura che è uno spray urticante, però guai utilizzare un'arma.
chi dovesse utilizzare un'arma risponde personalmente. Infatti questo è un grave problema che riguarda anche per esempio le guardie giurate, magari ne parliamo dopo, dove malauguratamente sei costretto a utilizzare un'arma ma devi risponderne personalmente. Ecco, le guardie giurate chiedono ad esempio di svolgere i turni in 2, perché non è per prassi questo? No, per esempio anche come CUB Veneto abbiamo richiesto, in particolare dopo gli episodi di Vedelago nella zona di Treviso, dove di recente è successo un episodio ed una persona è rimasta uccisa e la guardia giurata, il vigilantes di turno si è trovato a dover rispondere nonostante la situazione che comunque è al vaglio della magistratura, per carità, però si trova a rispondere anche personalmente, addirittura dichiarando di avere paura per la propria famiglia e di dover rispondere. Perché se ben ricordo lui era 1 contro 3, insomma. Certo, infatti il problema è che si occupano di un lavoro, sono isolati, un lavoro notturno, stressante. Sì, una volta si chiamavano metronotte. Si chiamavano metronotte e comunque subiscono uno stress incredibile dal punto di vista anche del fisico, perché comunque lavorare di notte scombussola completamente il riposo. E in ogni caso lavorano da soli, non c'è protezione, in qualsiasi momento devono intervenire e può scattare appunto la sparatoria. No, anche perché insomma, sono persone come tutti e per quanto possano essere sotto esercizio, preparati, insomma, la paura c'è per tutti, insomma, e essere da soli di notte non è sicuramente una situazione in cui uno può agire con tranquillità. Soprattutto se sa che dall'altra parte potrebbero esserci dei malintenzionati, non sa quanti sono. Assolutamente sì, cioè, la paura può salvarti la vita, quindi è corretto avere paura, cioè, tante volte proprio sono i nostri dirigenti, sono i nostri datori di lavoro che ci dicono ma cosa avete paura? Diciamo che è giusto avere paura perché poi siamo da soli in strada, siamo da soli a dover rispondere e lo stesso i vigilanti se sono da soli ogni notte. E a volte si risparmia proprio sui lavoratori che sono in strada, come un po' in tutte le categorie, quindi questa è una denuncia che potrebbe essere trasversale, però si va a risparmio dove invece si chiede la sicurezza. Allora in tanti contesti si sbandiera questa sicurezza urbana, questo decoro urbano, però poi chi deve rispondere sono sempre i lavoratori in strada. In questo caso io ritorno sempre alla polizia locale nei contesti urbani e poi quando cala la notte, insomma, cambia la situazione. Tra l'altro si è anche ampliato l'orario di lavoro della polizia locale, perché cioè, vedo che agiscono anche di sera a tarda, insomma. Sì, in alcuni comandi c'è anche proprio il servizio 24 ore e in realtà anche lì dipende da quanto personale c'è a disposizione e quanto anche l'amministrazione richiede. Ecco, questo è anche un'altra questione, perché se non ci sono delle forze di rinnovamento, non ci sono i numeri, non ci sono nemmeno a volte le richieste, è inutile anche prestare un servizio notturno perché alla fine fai sostituzione delle forze dell'ordine. Allora la polizia locale non è forza dell'ordine, è per esempio il vigile urbano è un dipendente comunale e ha delle tutele da dipendente comunale, quindi non si capisce cosa faccia in giro di notte, per assurdo. Ecco, quando lei dice noi non siamo forza di polizia, significa che avete anche meno tutele da questo punto di vista? È per voi più difficile operare? Allora, in realtà siamo agenti di polizia giudiziaria e rientriamo anche nella polizia di pubblica sicurezza, però come ausiliari delle altre forze dell'ordine. Quindi le forze dell'ordine dovrebbero coordinare la polizia locale, quindi tanti interventi dovrebbero essere fatti in ausilio e alle dipendenze della Polizia di Stato, perché hanno preparazione diversa, equipaggiamento diverso e anche delle tutele assicurative e previdenziali diverse. Oggi, siccome questo comparto è gravemente in carenza, supportano l'attività polizia locale e in certi contesti anche vigilantes, anche in orari diurni ormai, lavoriamo spesso vicino, però siamo assolutamente distinti in tutto il resto. Anche perché tra il serio e il faceto viene da dire che il criminale non fa differenza nel momento dell'aggressione
su chi ha davanti, insomma. Certo, e recentemente è uscito appunto un decreto sicurezza, un decreto legge sulla sicurezza, è entrato da poco in vigore nel maggio del 2017 e proprio questo decreto diciamo, insiste moltissimo sulla collaborazione tra interforze, soprattutto per l'allarme terrorismo, per molte questioni legate al degrado urbano. Stiamo ancora aspettando in realtà cosa significa in concreto questa affermazione. Sono state fatte interrogazioni ovviamente al Ministero degli Interni, però anche lì appunto è stato reintrodotto l'equo indennizzo per la polizia locale per motivi di servizio, cioè se subisco un danno, giustamente fino all'altro giorno eravamo in braghe di tela, non è che sia cambiato tantissimo in realtà perché comunque ci manca l'aggiornamento professionale e l'equipaggiamento, quindi molti comuni, molte amministrazioni sono state anche diffidate perché non c'è adeguata sicurezza nel posto di lavoro. Il nostro posto di lavoro è la strada, quindi almeno un aggiornamento professionale, questo è quello che chiediamo assolutamente. Come CUB abbiamo spesso fatto queste richieste e purtroppo spesso vengono assolutamente disattese le richieste, addirittura non ci viene nemmeno risposto e questo è un grave danno perché i lavoratori in realtà sono degli operatori su strada, sono dei professionisti, andrebbero ascoltati per migliorare il servizio. Grazie, come non dare ragione a Veronica Dalla Pria che ricordo essere rappresentante delle CUB Veneto, Comitati Unitari di Base. Insomma, se devo riassumere un po' la nostra conversazione posso dire che voi siete disponibili e disposti a fare fino in fondo il vostro dovere, quello cui voi siete chiamati, perché vi mettono nelle condizioni di farlo, sia come agenti di polizia locale attraverso l'addestramento e dei mezzi adeguati per poter contrastare il crimine, sia come agenti di polizia privata che chiedono sostanzialmente di poter operare in due e di non essere isolati durante i loro servizi. Grazie, buon lavoro. Grazie. A voi, alla prossima.